Un'interessante iniziativa quella di oggi che verte su un tema sempre di grande attualità. Sì, la sanità, il diritto alla salute, il benessere della persona, la funzione preventiva, la centralità dell'individuo rispetto alle politiche nazionali e regionali e a quelle di concreta attuazione che i singoli manager dovranno realizzare, da una ridefinizione della rete ospedaliera che dia sostanza ad una serie di vette di eccellenza che vi sono in alcune realtà ospedaliere, all'esigenza di dare continuità assistenziale afro-ospedale al territorio attraverso una rivitalizzazione ancora più significativa della funzione del medico di medicina generale, alla necessità di una visione complessiva che riduca le mobilità passive, riduca le liste attesa e realizzi nel tempo un'area di emergenza più fluida che consenta un approccio immediato e tempestivo alle esigenze di cura del paziente. Una presenza che vede anche qualificate personalità come l'onorevole La Rocca Ruvolo e l'assessore La Galla. Sì, abbiamo voluto mettere insieme la funzione di governo regionale con la presenza e la commissione legislativa all'Assemblea regionale per le politiche sanitarie, che dovranno peraltro poi integrarsi concretamente non soltanto con quelle assistenziali ma con quelle socio-assistenziali. Il vero tema è rivedere la rete ospedaliera, fare in modo che le attività di prevenzione siano assicurate con efficienza e concretezza e soprattutto fare in modo che i vari pronto soccorso possano finalmente obbedire a criteri di snellezza e di semplificazione. Gli interventi recenti del commissario aziendale dell'ASP di Agrigento vanno nel senso del superamento del precariato e della valorizzazione e qualificazione delle risorse umane, e questa è la vera frontiera da portare avanti unitamente ad un potenziamento delle risorse tecnologiche. La presenza qui ad Agrigento dove si parla di sanità, un tema sicuramente di grande rilevanza regionale. La sanità è un tema costante all'attenzione non solo della politica, ma vorrei dire ancora di più e soprattutto è un tema sotto la lente di ingrandimento quotidiana dei cittadini, che della sanità si giovano e che dalla sanità si aspettano risposte ai bisogni di salute. Il Governo è impegnato attraverso l'assessorato alla salute e attraverso l'azione collegiale di Governo a ripensare, a rivedere quella rete ospedaliera che è rimasta incompiuta nelle approvazioni parlamentari alla fine della scorsa legislatura, e certamente cercherà di orientare le scelte future in coerenza con i bisogni reali del territorio, recuperando anche quella dimensione di efficacia ai servizi territoriali che in questi anni è sempre più venuta a mancare, determinandosi così un ingolfamento a tutti noto delle strutture ospedaliere. Non è solo questa ovviamente la linea che andrà seguita per la correzione delle inefficienze del sistema, ma questa certamente resta la principale e forse quella vissuta con maggior disagio da parte dei cittadini, che sempre più spesso per cure qualificate si rivolgono a strutture al di fuori della Sicilia, pur essendovi in Sicilia le competenze, ma mancando probabilmente i profili organizzativi e di rete con i quali è necessario dare risposte a questi stessi fabbisogni.